Ma siamo insieme nel video anche? Siamo insieme nel video? Sì, no? sì, Ecco, sì. perfetto. Comunque sei un grande, perché mi piace, cioè, il modo, capito, che hai perché poi alla fine sono persone, giusto, che devono, che hanno un sogno, una... No, continua a parlare, io mentre ripeto. E poi io ti vedo, Alberto, come l'erede del vino di Castagna. Sì. Castagna aveva un modo simile al tuo, nel senso di una simpatia, Sì. ma non era una simpatia sfacciata come oggi, Sì. era, cioè vedevi che era contento quando riusciva a... o no, Un carisma. sì, questo che... Quindi tu porti avanti quel discorso e dopo, sai, ognuno ha le sue idee, Certo. giusto, sull'amore, sul sesso, ognuno concepisce, e bisogna rispettare un po' tutti, perché ci sono sia quelli che non sono interessati, magari preferiscono una vita normale, giusto, ma c'è anche gente, sempre più, che magari coltiva passioni che per i più possono sembrare anche eversive, ma che in realtà esistono e quindi vanno rispettate. Certo. Ti piace Marsala? Guardate che meraviglia qui, guardate dove sono. Questo è un paradiso, guardate, sembra di essere in Olanda, un paradiso terrestre qui. Ma qua come fate? Guarda. C'eri mai venuto a Marsala? Ero venuto per un pittore un artista che vive però qui vicino a Trapani. Sono parlato da Marsala, però non ho mai visto, cioè vedere il mare così anche. Una bellezza naturale. Guardate che panteismo assoluto, perché sembra proprio di perdersi come un pesce. Sì. No, ma poi io ho sempre detto che la Sicilia è un continente a sé stante, la Sicilia è uno stato a sé stante, perché a parte che è enorme, ma poi c'è un'appartenenza, una dimensione che è difficile riscontrare. E poi, Alberto, devo dire che io seguivo via internet alcune tue trasmissioni, alcune puntate, e mi piaceva il modo che avevi di approcciare e di instaurare, perché in chi fa comunicazione è importante avere un'umanità, un humanitas che deve avere un sapore antico anche, ecco, come anch'io devo dire cerco di fare cioè, se notate spesso anche delle persone che incontro, non c'è mai, c'è l'ascolto, ecco, non c'è mai la presa di posizione, tu sbagli o tu non sbagli, ecco, ecco, questo. Quindi ti piace come intervisto le persone? Per me diciamo, sei un po' uno psicologo, possiamo dire, anche questo, ecco, usi molta psicologia e questo è importante. Mentre gli argomenti che tratto, perché io tratto principalmente l'amore. Infatti l'amore è un argomento che è importantissimo, ma molto soggettivo ovviamente, Certo. Quindi però è importante perché non c'è mai da parte tua la forzatura, questo mi piace, ecco, Sì. oppure obbligare, quindi... E poi fai veramente del bene, possiamo dire, perché Certo. aiuti... Certo. Va bene. Perché se ci pensiamo, niente è più indiscreto della televisione o della telecamera, eppure tu usi questo strumento come se non ci fosse. Certo. Complimenti al tuo staff, complimenti a quello che stai creando, e quindi io sono venuto qui, non vorrei più andarmene, ma... Senatore mi fa complimenti. Comunque, è piacevole aver fatto i complimenti da Andrea Di Pre, per me veramente è piacevolissimo. No, ma non c'è retorica, perché Sì. se tu c'è le cose che dico, magari però non sempre una scrittura esatta, io lo dico perché lo penso veramente, poi altrimenti non avresti la fiducia, cioè quando Maria di Trapani ti ha chiamato è perché le piacevi, giusto? Certo. Si trova una persona arrogante, o non arrogante, ma magari di cui non si fiava, non ti chiamava, e invece hai questa capacità che fa parte del tuo carisma alla fine, anche come... Certo. Dopo ognuno ha le sue cose. Logico.